Buongiorno cari nonnini, sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, e Brenda, che nel frattempo è presa a giocare con la sua pallina. Guardate che salti che fa e che corse. Guardate questo sentiero tutto fiorito, offre uno spettacolo con un profumo che inonda tutto intorno. È anche il periodo di fioritura della rosa selvatica, molto diffusa e sinonimo di delicatezza e piacere. Una vera bellezza, vero nonnini? It's so special, what it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my home. Just so you know, you're mine for sure. Yeah. You're mine for sure. Yeah. Ooh. You're mine for sure. Passeggiamo al fresco di questo bellissimo bosco, ecco Brenda che appena vede un corso d'acqua si tuffa e si rinfresca. Guardate il sambuco, con questo fiore si può fare lo sciroppo, una piccola magia, perché il suo profumo è incredibile e il suo sapore particolare, ti porta immediatamente in mezzo al bosco. La menta selvatica che cresce in abbondanza attorno ai boschi. Anche questa erba si può utilizzare in cucina, profumatissima. Ora la primavera ha ceduto il posto all'estate e durante le nostre camminate di ogni giorno possiamo vedere come la natura cambia dal verde al giallo all'esplosione di colori. Eccoci nonnini, al termine di questo nostro breve incontro. Vi ho mostrato qualcosa di questa stagione magica, all'insegna della spensieratezza e dell'allegria. L'estate, che con l'arrivo delle belle giornate caratterizzate dal sole, dal caldo e dal cielo azzurro, ha un'influenza anche sul nostro umore, rendendoci più energici e più vivi. E anche oggi nonnini vi lascio con una frase detta da Helen Keller: volgi lo sguardo al sole e non vedrai mai ombre. A presto, un saluto da Elena e Brenda. Arrivederci.